Arriva l'obbligo dei POS per commercianti, esercenti, artigiani e professionisti, che d'ora in poi dovranno garantire ai loro clienti la possibilità di pagamento con carte e bancomat, altrimenti scatteranno le sanzioni. In Italia purtroppo ci vogliono sempre le sanzioni per far rispettare le regole. Il POS secondo me è molto utile per migliorare gli acquisti. Capita il cliente che magari non ha abbastanza contante, che potrebbe rinunciare a fare una bella spesa nei nostri negozi avendo il POS alla carta di credito, la può fare. Certo, noi stiamo chiedendo a gran voce al governo di dare un contributo alle banche per ridurre le commissioni agli esercenti ed eventualmente mettere un limite basso, sui 10 euro per esempio, sotto il quale o non ci sono commissioni o addirittura potrebbe non essere obbligatorio avere il POS. Cristina Giussani, presidente di Confesercenti Veneto e di Confesercenti Metropolitana di Venezia e Rovigo, nonché presidente nazionale del Sindacato Italiano Librai, promuove con riserva la nuova norma. Migliorie se ne possono e se ne devono fare, ma commercianti ed esercenti devono anche prendere atto della nuova realtà. Una regione come il Veneto, fra laghi, montagne e città d'arte, a vocazione altamente turistica, è impensabile non avere il POS, non avere la possibilità di far pagare con carta di credito. Cliente che vuole pagare con la carta di credito una cartolina oppure semplicemente un caffè che generalmente indispettisce un po' l'esercente o il negoziante. Certo, indispettisce un po' proprio per questo problema della commissione, perché quando il prodotto è di bassissimo valore la commissione ovviamente in proporzione incide di più ed è per questo che noi chiediamo che sotto una certa cifra o non ci siano commissioni o non ci sia l'obbligo del POS. In Italia la prima carta di credito fu emessa nel 1958, ma sostanzialmente fu solo dagli anni 90 che si assistette ad un progressivo aumento della sua diffusione e ad una sua accettazione estesa nei punti vendita, un processo che all'estero è anche maggiore. Oggi come oggi, secondo me, noi dovremmo abituarci ad arrivare, non dico a eliminare il contante perché sarebbe assurdo, però insomma a lavorare sempre di più così, perché poi ripeto, al tempo stesso sì, se arriva uno che vuole spendere un euro per la cartolina, dici vabbè guarda questo, ma se invece ti spende 100 euro e ne ha solo 20 di contanti, dici grazie che ho il POS, che almeno posso fargli una buona vendita.